Tavole, bozzetti, ma anche opere inedite. A 30 anni dalla sua scomparsa, una mostra a Roma racconta il talento di Andrea Pazienza, tra i più grandi fumettisti europei. L'ha visitata per noi Elena Malizia. C'è il tratto stilizzato e quello corposo che regala il più plastico realismo. Ci sono le passioni, l'ironia e la disperazione che Andrea Pazienza faceva uscire dai fogli quando, disegnando, raccontava se stesso e la società. C'è un po' di lui nel cinico Zanardi, in Pompeo, perfino nella serie Pertini si ritrae come alter ego dell'amatissimo presidente partigiano. In Principe fu Pentotal, protagonista del tumultuoso 77, quando Paz era studente al DAMS di Bologna, che poi lasciò. 10 anni dopo parlava così. Mancano 2 esami, questo è l'assurdo. Uno è fondamentale, ad onore a 60 anni. Chi lo sa se ci sarà il DAMS quando io avrò 60 anni? Chi lo sa se ci sarò io? Pazienza morì un anno dopo, nel 1988, a soli 32 anni. Il genio a cui tutti i fumettisti moderni si ispirano viene celebrato in una mostra all'Ex Mattatoio di Roma, all'interno di ARF, festival dedicato al fumetto. Andrea Pazienza, 30 anni senza, espone anche inediti come questa grande tavola, di proprietà del regista Matteo Garrone, ed è tenuta a battesimo da chi Andrea non lo ricorda solo attraverso le sue opere. Ricordo le cosiddette da lui scenette in cui ci si chiudeva in camera e Andrea interpretava da solo i suoi diversi personaggi, cambiando posizione, voce, e faceva del vero e proprio teatro. Soffriva quando disegnava qualche cosa di drammatico. Allo stesso modo si divertiva moltissimo quando disegnava. Lui diceva che se non ride l'autore poi non ride neanche il lettore. Allora questa risata grassa, ricordo che disegnava ridendo. Consapevole del suo talento multiforme, diceva: la pazienza ha un limite, pazienza no.